Silenzio. Silenzio, stiamo entrando nella torre. Sì, ma qui vicino a noi è molto pericoloso. L'eterno riposo dona loro... Chi l'ha fatto? Perché sono manca. No, ma mi giocò. Una grandinata. Una grandinata, guardate ragazzi. Sta grandinando. Zitta. No. Che tempesta, ragazzi, guardate. Una tempesta di ghiaccio. Sì. Oggi è 3 aprile 2017. Qui c'è una grandinata qui a Quarto Sant'Elena di provincia di Cagliari. Guardate che tempesta, incredibile, guardate. Grazie Madre Terra di questa bellissima acqua, guardate che bella. Perché siamo in primavera, però sta piovendo. Però pensate una cosa, con questa bellissima acqua, questa è una preparazione dove quest'estate pioverà pochissimo e quindi ci sta mandando dell'acqua dove potremmo non so non so come spiegarvelo ragazzi, e la Madre Terra ci sta offrendo l'acqua che poi d'estate pioverà poco, cioè, non so se sto dicendo una scemenza, però io d'estate non ho mai visto non ho visto piogge così abbondanti. E mi sembra che queste sono una delle ultime piogge, questa primaverile. Cinque giorni fa o di meno c'era una bellissima giornata qui, sembrava proprio giornata proprio estivo. E guarda oggi un bel nubifragio. Adesso provo a zoomare bene, ci aiuto. Aspetta che devo un po' chiudere perché sennò bagna la cucina. Guardate. Guarda cosa c'è, vedi? Cacchio! Tutto, guardate, tutto di ghiaccio! Guardate!
Si è visto un lampo forte, si è visto. Infatti, ecco il tuono che ribomba. Che bello. Che tempesta. Beh, non era tempesta come una volta quando era successo in inverno. È una pioggia, ce n'è a bontà. Questa è pioggia pulita. Pioggia veramente molto buona. Sì, guarda quanto. Che bello. Avete visto? Guardate quanto sta. Cioè, devo chiudere. Ok, sono qui in balcone. Vedete, guardate. Sta piovendo moltissimo, ragazzi. Sta piovendo moltissimo. Queste sono le ultime piogge primaverile. Probabile, poi non so come andrà la natura. No, tutte le mie piante tutte che stanno innaffiando. Quando sta piovendo sta colpendo il mio vaso sta colpendo di acqua. E sta ancora piovendo, ragazzi. Adesso sta pioggiando, pioggia leggera. Però la cosa è che ci sono i tuoni che sono abbastanza molto forti. Ecco, l'avete visto, ragazzi? È una tempesta di fulmine. I fulmini ci sono. È proprio qui sopra, ragazzi, Prima ha fatto una grandinata, molta pioggia, adesso ci sono i tuoni e i lampi. Veramente la natura alterna tutte le cose che fa. Incredibile. Ragazzi, fra poco la produzione finisce, filmo un po'. Nel frattempo vi sto dicendo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale, Andrew Pepper, investigatore Sardegna, e ci vediamo alla prossima produzione, ragazzi, ok? Commentate, ditemi se vi piace. Ecco, l'avete visto un altro? Sono veramente grandi questi fulmini, Caspita, che spettacolo. Incredibile, incredibile. Io ho qui davanti a me un bel panorama. Da qui posso filmare, posso cacciare i fulmini io. Caccia i fulmini io potrei fare da qui. Posso filmare qualunque cosa. Verso destra,
anzi verso sinistra e verso destra. Allora adesso qui c'è la tenda e lo posso filmare molto bene.